Buongiorno amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti nella mia cucina. You are welcome my friends. Sono molto felice oggi, scusate, mentre mio marito aveva il telefono collegato, quindi avevo un ritorno di audio. Sono molto felice di ospitarvi nuovamente nella mia cucina. È un nuovo weekend, ci sono tante novità anche nel gruppo di Io Compro Siciliano, poi magari ne parleremo durante la puntata. Io già ho i fornelli accesi perché oggi sarà una puntata veramente ricca. Vi propongo due ricette, una speciale di un primo piatto e poi un dolce tipico della tradizione benedettina. A farmi compagnia oggi ci sarà un ospite d'eccezione, delle persone che una ambasciatrice della Sicilia in tutto il mondo. Di solito io vengo detta ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, ma lei è veramente un'ambasciatrice della trinacria nel mondo. Oggi infatti la mia puntata è dedicata alla trinagria e quindi alla Sicilia, e volevo farvi vedere perché mi è venuta questa idea. Quando io ho cominciato le lezioni di cucina con gli ospiti americani da tutto il mondo, ho cominciato a fornire loro un grembiulino simile a questo, e loro erano sempre molto incuriositi da questo simbolo che è proprio quello della trinacria, e mi sono resa conto che molti siciliani non conoscono il significato di questo simbolo, che per noi è molto importante. Allora io oggi voglio dedicare proprio al simbolo della Sicilia questa puntata, così da poterlo far conoscere sia ai siciliani, ma anche a tutti coloro che vogliono venire in Sicilia a visitarla. Per questo motivo io ho invitato Giusy Belfiore, che è la presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Catania, che oggi ci porterà a fare un tour per le meravigliose stradine e chiese catanesi. Se è possibile, chiedo alla regia di metterla in collegamento insieme a me. Ciao Giusy! Buon pomeriggio, ben trovata. Ciao Ale, ben Grazie! trovata. Grazie a Come te. stai? Bene, bene, all'aria aperta bene. All'aria Oggi è un aperta pomeriggio. bene, io Sì. ti devo dire la verità, sono col condizionatore acceso, non so la temperatura da quelle parti invece com'è. Guarda, devo dire che stamattina faceva un caldo bestiale. Poi oggi mi sono trovato una collocazione perfetta, perché sono sulla collina di Montevergine, in Piazza Dante a Catania, dove i buoi benedettini si erano scelti la collocazione per ventilare, e ti E devo ti dire che pare? a distanza di 300 anni si ventila. Si ventila Ecco, proprio, vedi cioè si sta cosa fa abbastanza fare sapere bene. la storia? Sì, sì, no, beh, sai, devo dire che abbiamo provato a sperimentare anche questo, cioè studiando qualche cosa ti rimane. È giusto, è giusto. Senti, Giusy, io Sì, non so se tu hai potuto ascoltare, ho fatto un'introduzione sulla trinacria, perché sì, a me capita spesso, ma sicuramente anche a te, che i turisti da tutte le parti del mondo, spesso anche siciliani o italiani, mi ti chiedano il chiedano. significato proprio del simbolo della trinacria. Quindi io a chi posso fare questa domanda se non a te oggi? Cioè, E quindi adesso ti passerò la palla, così io comincerò a cucinare. Oggi farò due ricette. Io qui wow, ho i miei belli appunti con le ricette di oggi. Dedicherò proprio una ricetta alla trinacria. Cucinerò una pasta triangolare proprio che mi wow. ha ispirato questa puntata dedicata alla Sicilia.
È una ricetta che si chiama, non so se ti viene familiare, a pasta catanisa, che è masculini, e quindi utilizzerò proprio gli ingredienti di questa stagione: il finocchietto selvatico, i piselli freschi, i masculini, che tradotto in italiano sono le alici fresche, e quindi preparerò poi questa pasta lunga, che se Damiano vuole riprenderla, guarda che bella, è una pasta meravigliosa che mi ha Che buona! sono andata fino a Palermo a prenderla dal signor Mimmo Gio, che mi ha dato questa pasta triangolare, che è proprio un formato caratteristico del suo pastificio di Palermo, e poi mi ha dato anche questi riccioli che volevo utilizzare per la puntata dedicata ai bambini, ma poi la mangerò io con i miei bambini, e così farò lo stesso contenti il Senti, signor Gio e la mia famiglia. Ma se dichiaro di avere un'età anagrafica diversa da quella che ho, essendo sotto la maggiore età, posso fare parte dei bambini, dei tuoi bambini? Certo, assolutamente. Ma sai, a casa mia, dato che alla fine sono sempre io quella che cucina, tutti diventano bambini e tutti hanno la voglia di mangiare ciò che cucino, quindi tutti sono sempre benvenuti sia nella mia cucina che in quella di Io Compro Siciliano Chef. Allora, senti, io ti rifaccio questa domanda. Spiegami un attimino, in parole semplici, che tutti, perché noi abbiamo anche molti baby ascoltatori, in parole semplici proprio il significato della trinatria, così io vado avanti a preparare la mia ricetta. Guarda, la parola semplice, onestamente, in questo caso è la parola forse meno facilmente coniugabile, perché questo simbolo, che è antichissimo, lascia adito a 100.000 interpretazioni. Quindi sentirai una buona parte dei colleghi dirti che la Sicilia, la forma della Sicilia, che è un triangolo, è legata a queste 3 gambe, una gamba per ogni lato di quest'isola. Quindi la costa tirrenica corrisponderebbe ad una gamba, la costa ionica ad un'altra gamba, e la costa a sud, quindi la zona dell'Agrigentina, alla terza gamba. Però dobbiamo dirci la verità, e dobbiamo dirla in maniera semplice ma obiettiva. Questo simbolo è esattamente la copia conforme di un simbolo che si trovava e si trova ancora, se amate la Grecia e amate i musei che si trovano sparsi da Delfi in poi in Grecia, sullo scudo di parecchi opliti, cioè questi cavalieri, perdonatemi, questa fanteria delle comunità greche che si combattevano l'uno con l'altro, e che rappresenta Medusa. Ed era un simbolo, chiamiamolo apotropaico, cioè di protezione, di evocazione di Medusa a protezione del soldato che combatteva. Voi mi direte, ma queste 3 gambe da dove arrivano? Perché Medusa c'ha una faccia, c'ha i capelli, c'ha questi occhi strabuzzati, i denti canini, che originariamente il simbolo aveva, e le 3 gambe erano 3 lunghe ali, grandi ali. Le ali rappresentavano quell'elemento imprescindibile che i greci chiamavano gemon, da cui la parola demone. I demoni per noi sono un elemento negativo, invece nella cultura greca c'erano i demoni buoni e demoni cattivi, e questi demoni, che poi erano degli angeli coniugati al volto di Medusa, servivano a creare con il numero 3, che Trinos significa numero, il 3 è il numero perfetto, questo elemento di massima protezione dell'uomo o di colui che indossava la testa con le 3 ali. Le ali sono diventate gambe in questo adeguamento che l'isola ha nel tempo poi condotto a termine. Considerate che i romani ci aggiungono le spighe, perché noi siamo stati il granaio, ma rimane concettualmente rimane un simbolo greco di protezione contro il malocchio. Medusa pietrificava chiunque osasse guardarla, quindi Medusa allontanava gli spiriti malevoli dall'isola, e questo simbolo era un simbolo di buona fortuna. Quindi questa è la vera ragione. Poi ci racconteremo tutto quello che vogliamo, le 3 gambe, tagliamo una gamba da 4 a 3 perché c'è un'interpretazione secondo la quale l'elemento era 4, come la famosa Samsara. Però, vi ripeto, mi spiace di non avere con me l'immagine, perché l'ho dimenticata, che la porto sempre con me, ma oggi, sai, in bassa stagione, in questo momento non lavorando, l'ho lasciata a casa. Però è una copia fedele di questi bellissimi simboli che troviamo sugli schinieri, cioè sulla protezione delle gambe, sulla protezione che avevano sulle spalle, e soprattutto sugli scudi dei greci.
Ce ne sono alcuni che sono Giusy, veramente io magnifici. starei ore ad ascoltarti, guarda, perché in Sicilia ci sono così tante storie affascinanti che è È veramente vero. meraviglioso ascoltare i racconti di voi che siete abituati a raccontarli in modo semplice a chiunque. Io ti interrompo un attimo perché voglio fare vedere cosa sto facendo. Ho messo a soffriggere in abbondante olio di oliva un po' di cipolla rossa, perché diciamo è la cipolla più tipica che noi possiamo utilizzare durante l'estate. Adesso andrò ad aggiungere dei filetti di acciuga sott'olio e vado ad aggiungerli qui nella mia salsetta. Ho già bollito e quindi tritato del finocchietto selvatico, perché il finocchietto selvatico deve bollire perlomeno per 15 minuti prima di poter essere utilizzato, altrimenti è troppo duro. Quindi poi lo vado ad aggiungere nel mio soffritto insieme al pesce fresco. Qui vedi ho delle amici fresche, sono state già deliscate, quindi pulite a filetti, le aggiungo nel mio sughetto proprio per qualche minuto. E poi ho dello sciatto. Sai il sciatto che dopo doppia S, doppia T, ecco perché questo deve essere sciolto in acqua calda che serve per Doppio o fare triplo? il Doppio o triplo triplo? perché è fatto diciamo come facevano le nonne, asciugato sotto il sole con il sale, quindi io adesso ho utilizzato un cucchiaino da poter utilizzare nel mio sughetto. Aggiungo in padella i piselli che sono quelli di stagione, quindi quelli freschi, che ho precedentemente bollito, il mio finocchietto selvatico e comincio a spezzettare sia il pesce che i filetti di acciuga. Lo faccio proprio per qualche istante e poi aggiungo questo composto di acqua estratto perché devo farlo cuocere tutto insieme nella mia padella per cucinare il sugo della mia pasta. Io Giusy oggi ti ho invitata perché diciamo che i nostri lavori sono collegati. Io tengo lezioni di cucina per i nostri ospiti stranieri, quindi mi diverto a fargli assaggiare le nostre pietanze tipiche. Però diciamo noi abbiamo questi lavori collegati perché il mio lavoro deve coesistere con quello tuo e allora deve essere tutto collegato. Voi come guide turistiche siete proprio l'anello della catena che riesce a collegare i ristoratori, gli albergatori e anche noi guide enogastronomiche tutte insieme. State aiutando moltissimo il settore del turismo perché state organizzando dei tour anche per i turisti locali. Quindi io volevo sapere un po' da te le novità e come possiamo dare delle indicazioni ai nostri riesce a collegare i ristoratori, gli albergatori. Scusate, ma ogni tanto mio marito fa cose di testa sua e combina guai. E quindi volevo sapere da te cosa state organizzando. Noi questa ripartenza la stiamo metabolizzando, nel senso che è una ripartenza lenta, è una ripartenza vincolata ai numeri. E sappiamo della difficoltà degli operatori, dei tour operators, perché i numeri pari a 12 per le visite guidate sono dei numeri che mettono chiunque, al di là di tutto l'intero impianto dell'organizzazione di un pacchetto turistico, li mettono in una difficoltà economica non indifferente. Allora abbiamo pensato di promuovere innanzitutto per il turismo di prossimità, ma anche meno di prossimità, l'idea di una passeggiata o di passeggiate in città che a livello individuale possono essere fruite. Giusy, io ho un problema di audio, non ti sento. Mi senti adesso? Mi senti? Ti sento proprio bassissima. Oh là là. Mi senti?
Aspetta che... perché ti sento Non bene. so se dalla regia mi possono dare la conferma, se Giussi non la sento io, ma gli altri possono sentirla. Mi sentite? Funziona? Perché ho il microfono sulla bocca, proprio letteralmente sulla bocca. Ditemi se arriva la voce. Mi senti, Ale? No. Mi senti? No. Io ci provo, vediamo se Sì, Giussi, adesso ti sento. Perfetto, Ho spento mentre nella pentola prima di incendiare la cucina perché non era il caso, però ti sento bene. Tranquilla. Dicevo, turismo di prossimità. Intanto cominciamo a dire a noi stessi che siamo sicuri, che siamo bene e che vale la pena cominciare ad uscire di casa. Poi stiamo cercando di sollecitare anche dei tour operators a veicolare quel piccolo prodotto magari al vicino di casa in modo da poter comunque ripartire nei limiti della situazione. Stiamo cercando di convincere tutti che magari i numeri dei 12 possono essere modificati e variati un po' in aumento, visto che altre regioni l'hanno fatto, perché la Puglia, per esempio, che nella nostra condizione, cioè il tasso di affezione del virus è lo stesso del nostro, è arrivata già a 25 persone per ogni guida turistica. Quindi stiamo pensando nell'attesa di ampliare i numeri, comunque di scaldare i motori. Quindi in ogni realtà, in ogni città, in ogni paesino, ovunque ci siamo noi, ci sono i colleghi che hanno iniziato a promuovere le bellezze del territorio. E allora, da Catania a Palazzo La Crede, a Palermo, a Enna, a Calascibetta, a Piazza Armerina, ad Agrigento, siamo tutti quanti bene o male in giro. Noi abbiamo iniziato la scorsa settimana promuovendo il Teatro Antico di Catania, che è bellissimo. Se non siete mai venuti a Catania, veniteci a trovare. Adesso vi faccio vedere una piccola chicca da qui a breve, che è una cosa veramente speciale. Ma il Teatro Antico, che soffre un po' perché Taormina è splendido e Siracusa è storico, il Teatro di Catania è infilato dentro un palazzo del Settecento e lo abbiamo veicolato a titolo gratuito, quindi abbiamo iniziato proprio scaldando i motori, offrendo ai nostri concittadini questa visita gratuita. Oggi siamo in giro per altro. Però bene. Io sono contentissima di avere queste tue news perché spesso per il lavoro che facciamo molti mi chiedono ma cosa possiamo fare insieme ai nostri bambini, insieme alle nostre famiglie, conosciamo bene il territorio, però non è così perché la Sicilia è una piccola isola se viene vista in modo globale, ma è un'isola gigantesca, quindi spesso non è conosciuta in tutte le sue sfaccettature. Quindi diciamo che il lavoro che voi guide fate per poter far conoscere il territorio e aiutare anche i piccoli borghi ad avere una risonanza anche ad un grande pubblico è veramente un grande aiuto. Allora Giussi, io sto facendo anche quello che sarà il nostro formaggio grattugiato da aggiungere alla nostra pasta. Quindi ho messo in padella olio, aglio e adesso sto aggiungendo anche del pan grattato in modo tale da far abbrustolire questo pan grattato da poter poi aggiungere proprio sulla pasta a mo' di parmigiano. Adesso sto per calare la pasta così perché oggi ho una giornata molto ricca, ho approfittato della tua presenza per proporre 2 ricette che sono bellissime. Vi ricordo che questa pasta è quella del pastificio Gio che ha creato questo nuovo formato per unire un po' le 3 punte della Sicilia, proprio come rappresentanza della Trinatria. Quindi vado a mettere in cottura la nostra pasta, così avrò altri 2 minuti da poter chiacchierare con te. Io so però che poi già alle 4 avete anche un altro tour in programma, quindi diciamo il weekend sarà abbastanza ricco di novità per tutti quanti.
Sì, perché abbiamo pensato in maniera scaramantica di evocare questa sorta di strana epidemia, e allora abbiamo fatto una cosa. Abbiamo deciso di raccontare un altro sito della città che si chiama Bastione degli Infetti, guarda caso, e di raccontare Sì. quello che era la funzione delle mura cittadine, perché i bastioni vennero utilizzati dal 1300 in poi per andare a buttare, scaricare dentro tutti gli infettati dalla peste o dalle epidemie che insomma nel tempo la storia ci ha tramandato. Allora, siccome l'epidemia in questo momento è una parola che scaramanticamente noi dobbiamo allontanare da noi, non c'è nulla di meglio che, come dire, evocare le pesti altrui, quelle È storiche, vero. e fra l'altro si chiama Se le mura potessero parlare, perché noi parleremo anche dei miracoli e degli episodi miracolosi, perché poi sai, da noi la peste la scaccia Sant'Agata, e io a Sant'Agata ora mi collego perché tu sto piatto con i piselli e le acciughe e la salsa, devi sapere, e i masculini, devi sapere che è un piatto catanese in tutto e per tutto. Noi con le sarde non ci andiamo d'accordo, non ce ne abbiano gli amici palermitani, perché la sarda e il catanese la schifia, nel senso che è troppo forte. E poi noi il pomodoro lo appiccichiamo dappertutto, quindi questo pisello che, come dire, Ma diciamo evocazione anche, di... Giussi, adesso intervengo io da ex pescivendola, che a Catania avete, diciamo, del masculino buonissimo, che è il masculino, famoso esatto. masculino ramaglia, e Esatto. quindi è, diciamo, un pesce più tipico della zona catanese piuttosto che le sarde. Io Certo, mentre però sono con te però volevo cominciare a salutare i nostri amici che si sono collegati con noi, e quindi volevo cominciare a salutarli. Allora, abbiamo collegato Giuseppe Monreale, ciao Giuseppe, Valeria Signorino, che è una nostra collega della parte palermitana, Francesca Gallo, ciao Francesca, Joyce Newton, Rosaria Anici, ottimi, buonissimi. Te lo saprò dire dopo che assaggerò questa pasta, e sicuramente saranno buonissimi veramente. Poi ti saluta Loredana Cannova, ci sono tantissimi saluti, ci sta guardando anche Katiuska. Katiuska, io non ho mai il tempo di salutarti. Ho visto in questi giorni la tua meravigliosa abbronzatura e ti sto cominciando ad invidiare un po'. Sono però contenta che domani finalmente ti riposi, la prima domenica da quando questa avventura di Io Compro Siciliano è cominciata, perché domani alle 12 ci sarà un nuovo format chiamato Il Tour delle Meraviglie, che verrà condotto da Francesco Caravello. Quindi finalmente Katiuska si potrà godere qualche giorno di vacanza nella bella Favignana. Giusy, allora io vado avanti con la preparazione del mio piatto di pasta, anche perché finito quello noi dobbiamo cominciare un dolce. Però vorrei sapere se tu, proprio tu in questo momento, dove ti trovi? Tu seguimi, perché adesso io dovrò fare una cosa. Sono in un posto magnifico, ti ho detto della ventilazione. A Catania la collina di Montevergine era il punto più alto della città, e i monaci benedettini qui si stabiliscono, però io dei benedettini non ti voglio parlare in questo momento, e tu sai perché. Io ti vorrei fare vedere l'interno, sperando di riuscire nelle cose magiche che non so fare, perché so parlare bene ma con la tecnologia sono un po' schiappa, cosa custodisce questa chiesa. Quindi spero di riuscire a entrare. Ci troviamo a San Nicola, la chiesa di San Nicola l'Arena, che è una delle chiese più grandi che praticamente abbiamo in città. Tu pensa che questa chiesa fu pensata per essere fu costruita prima del famoso terremoto del 1693, ma doveva essere più grande del Vaticano, cioè di San Pietro, e questa chiesa custodisce le famose candelore, che sono un momento topico della festa di Sant'Agata, quindi la tua pasta con i masculini va perfettamente bene. Ora io proverò a farvi notare queste candelore, proverò, perché l'orizzontale diciamo che è piuttosto complesso. Questa che sto affiancando è praticamente, e che vedete in un qualche modo ci provo, scusate se vi metto in orizzontale, proverò, ma non ci riesco molto bene, ma sono dei piccoli dettagli, eccolo qua,
di strutture lignee che pesano 1,5 tonnellate, ok? Vedo se riesco a trovare una posizione migliore per illustrare la chiesa. Eccola qua, riesco a fare vedere una in fondo, e che sono alte fra i 5 e i 6 metri e che vengono portate a spalla dai nostri concittadini, e che in questo momento questa chiesa custodisce, perché è diventato il punto dove vengono a confluire alla fine di questa festa, che è la festa di Sant'Agata, che tutti voi conoscete. Io, Giusy, ho un ricordo bellissimo delle candelore quando insieme a mio fratello avevo una bancarella al mercato di Stesicoro in cui vendevo frutta secca e legumi, e durante proprio la settimana della festa di Sant'Agata c'erano queste candelore che venivano per le strade del mercato e ballavano. Veramente una delle cose più belle che io ho visto nella mia vita, perché vedere il sacro e il profano miscelati in questa maniera così straordinaria, veramente mi è rimasto un ricordo nel cuore. Guarda, è quella cosa singolare che io, eccola qua, vediamo se così funziona un po' meglio, è quella cosa singolare per cui ti trovi dentro la pescheria, dentro il mercato, queste candelore che ti ballano fra le tende senza spazio, ed è una delle cose che fa di noi la terza festa più famosa d'Europa, insomma, d'Europa, del mondo. Però, a parte questo, io sono in una chiesa che ha l'organo antico più grande d'Europa, e che è l'organo di Donato del Piano. Sto povero monaco campo è poco, impegnò tutto se stesso, tutti i suoi quadri e tutti i suoi soldi per poterlo costruire per i benedettini. Quindi siamo in questa chiesa monumentale che doveva essere il fiore all'occhiello dell'ordine, e considerate che ci provo a girarmi con questo magnifico organo che proverò a farvi vedere. Questa chiesa custodiva un santo chiodo della croce, perché sappi che prima ancora, eccoci qua, prima ancora, sono una pessima riproduttrice di immagini, ma prima ancora che Sant'Agata fosse il punto di massima, come dire, esaltazione della religiosità catanese, la festa del Santo Chiodo, che era a settembre, per l'ordine era il momento clou per cui l'ordine si sbizzarriva facendo, come dire, esprimendo il massimo della potenza da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista proprio politico. È una chiesa enorme, vi dico, sono 5 navate, altari in marmo, costruite in un'architettura che è poi l'architettura barocca, molto evocativa del barocco romano, e riempie esattamente la collina. E l'altra parte della piazza, questa forma semicircolare, che racconta del quartiere che i monaci avevano messo su perché si erano espansi un po' tutto intorno, e ancora oggi il monastero annesso alla chiesa è uno dei monasteri più grandi d'Europa, addirittura il secondo dopo Mafra, che è quello del Portogallo. In questo momento c'è l'università all'interno. Sì, io ti interrompo un attimo perché il tuo tour è veramente meraviglioso, però diciamo io faccio la scelta in questo momento, questo odore che mi sta entrando su per le narici, mi sta facendo venire l'acquolina in bocca. Il mio piatto della pasta che mascolini alla catanese è completato. Spero di aver fatto onore alla tradizione catanese con questa ricetta. Siccome io faccio parte di questo gruppo meraviglioso di Io Compro Siciliano, e ho una mission, quella di riunire la Sicilia finalmente senza diatribe, soprattutto legate al cibo. Quindi io ho fatto i triangolini del pastificio Giglio di Palermo con una ricetta catanese, sposandole insieme per ricreare un connubio che richiamasse proprio alla trinatria. Quindi spero di aver fatto un regalo a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Io, Giusy, non so se tu adesso hai bisogno di 2 minuti per spostarti, oppure se vuoi rimanere al fresco della chiesa. Quasi quasi. No, io vado, saluto un signore al quale sono tanto affezionata, rimetto la mascherina perché mi ha controllato la temperatura entrando, ok? Certo. E quindi se venite in chiesa sappiate che i signori del comune di Catania prima vi misurano la temperatura, vi fanno mettere sulla mascherina, ma saranno lieti di accogliervi perché questa chiesa è ingresso libero e non si paga ed è magnifica. Ci vediamo. Normale procedura ci dicono. E allora, amici
ragazzi di Io Compro Siciliano Chef, mentre Giusy saluta gli amici che l'hanno ospitata all'interno della chiesa di San Nicola, io vado avanti con spiegarvi la ricetta successiva. La ricetta che vi sto per proporre è un'altra ricetta catanese, perché oggi siamo in giro per Catania con la nostra amica Giusy Belfiore, presidente dell'Associazione Guide Turistiche Catania, e io ho il piacere di fare un'altra ricetta di un nuovo mio caro amico catanese, che è Vincenzo Torrisi. Lui ha una pagina Facebook molto seguita e durante la pandemia ha realizzato la ricetta delle crispelle di riso. È una ricetta che io amo particolarmente perché me la fa sempre mia suocera, ed è veramente buona. Io infatti non l'ho mai fatta perché lascio spazio a mia suocera Carmen di farla per me e la nostra famiglia. Io ho scritto la ricetta perché ormai le direttive sono quelle che devo scrivere, le ricette a mano, quindi poveri voi ad interpretare la mia scrittura, però è una ricetta molto semplice e per questo mi è piaciuta e ringrazio Vincenzo per averla pubblicata. La ricetta prevede 500 grammi di riso, qualsiasi tipo di riso avete a casa andrà bene. Lo dovete cuocere in 1,5 litri di acqua. Poi ci vogliono 250 grammi di farina. Io adesso utilizzerò la farina Maiorca perché è una farina bianca siciliana, però nella ricetta che poi pubblicheremo nella pagina ci sono anche le alternative, la farina di riso o una maizena, la farina che voi volete utilizzare anche per poter realizzare la ricetta gluten free. Poi ci vogliono 250 mg di latte, che può essere un latte normale o un latte di capra, un latte di riso. Ecco, scegliete gli ingredienti che sono più vicini alla vostra alimentazione. Poi ci vogliono le scorze di arancia e di limone, l'olio di semi per friggere e poi a finire serve del miele di agrumi siciliano. Potete finire anche poi o con del pistacchio o con della buccetta d'arancia o di limone o con della cannella. Questo poi realizzerete la ricetta come più è più vicina ai vostri gusti. Quindi io ho preparato qui già il riso, l'ho bollito ieri perché dovevo preparare il doppio impasto per poter essere veloce a preparare le nostre crispelle di riso insieme. Quindi questo è l'impasto che ha già riposato una notte in frigo, a cui io ho già aggiunto la farina bianca, e quindi una Maiorca o una farina che voi volete utilizzare, il latte, e poi ho grattugiato una buccia di limone e una di arancia. Questo perché a me proprio gli odori degli agrumi piacciono molto. Miscelate tutto e lasciate in frigorifero per una notte. Poi avete questo impasto bello colloso che sarà perfetto per poter fare le nostre crispelle. Senti Giusy, ma queste crispelle hanno una storia. Mi dicono che forse Giusy non è con noi. Sì, ci sono. Sono tornata, sto Bene. camminando lentamente in mezzo, sono quasi in via dei Crociferi, perdonatemi. Io nel frattempo ho cominciato a spiegare la ricetta delle crispelle, quindi mi sono portata un po' avanti. Ti ho sentito, no? Ti ho seguito. Sto realizzando la ricetta in modo semplicissimo, perché è una ricetta che ho trovato nella pagina Facebook di un mio amico catanese, Vincenzo Torrisi, che è stato anche ospite di Io Compro Siciliano, appunto per risolvere questa diatriba delle arancine palermitane e arancini catanesi, quindi io sto utilizzando una sua ricetta per fare le crispelle di riso. Però questa ricetta ha origini antichissime, vero? Sì, guarda, io ti devo dire innanzitutto che voglio sfatare il mito che il riso sia un prodotto nord italiano.
il famoso principe di Biscari, famosa oggi Acate, no? Il cui feudo era ad Acate, produceva riso, aveva risaie, quindi il riso da noi è una tradizione evocativa, purificatoria che parte dal molto lontano. E la ricetta che stai facendo tu è una ricetta, mi sono allontanata dalla chiesa di San Benedetto perché sai come il fantasma dell'abate potrebbe anche arrabbiarsi che noi gli evochiamo la ricetta se non è fatta, come si suol dire, a pennello, ma è un dolce che nasce proprio dalla cucina benedettina. Loro facevano delle zuppe dolci con lo zucchero e la cannella, e da questa zuppa dolce viene fuori lentamente un riso fermentato, un impasto che è quello che tu stai lavorando in questo momento, al quale puoi dare delle forme particolari che sono quelle delle crispelle o, nella versione un po' più grossa, dello famoso sfincione catanese. Perché io faccio questa battuta? Perché lo sfincione palermitano è una cosa deliziosa che assomiglia molto, perdonatemi la provocazione, è una pizza, fra virgolette. Lo sfincione catanese è dolce, un crispellone di riso intinto nello zucchero, che è l'impasto che Alessia sta lavorando. Quindi io tutto allora, grande. guarda, io ho messo proprio l'impasto dentro la sacca a poche perché per comodità non toccherò l'impasto con le mani, in modo tale che posso immergere le crispelle dentro l'olio bollente, così da poter salutare anche i nostri amici che si stanno collegando insieme a noi durante la diretta, e tu puoi continuare a spiegarmi questa ricetta. Allora, io adesso, guarda, faccio vedere semplicemente l'operazione della cottura delle prime crispelle. Madonna, come vorrei essere lì. Ale, come vorrei immagino. Essere lì. No, non puoi capire l'odore. Le chiamiamo le crispelle di San Giuseppe perché effettivamente si mangiavano, in alternativa alle famose sfinge, si mangiavano proprio per la festa di San Giuseppe. Quindi io nascono... sto cucinando piccoline per poter essere veloce nella cottura, però diciamo poi a secondo del taglio che fate all'esterno della sacca a poche potete realizzare le crispelle un po' più grandi o un po' più piccole. L'importante è che sono ben dorate, perché devono essere croccanti fuori e morbide dentro. Tra l'altro devo dirti che questa cucina dei benedettini è una cosa fantastica. Io la prossima cosa che voglio essere invitata quando farai Iris, perché sono l'altra sfida dei benedettini. Noi questa famosa Iris, ma sempre catanese, è un po' diversa perché è dolce. Era un altro degli impasti che i benedettini facevano, degli imbracchi li abbiamo chiamati scherzando, ma loro mangiavano una volta al giorno un pasto di 17 portate. Però una volta al giorno, e consumavano una quantità di carne esatto, però una volta al giorno, mangiavano moltissima carne di giovenca, molte verdure, gli scarti poi li lasciavano andare alla zona del Bastione, che sarebbe stata la zona dei figli dei monaci, perché avevano anche dei rapporti di scambio con le comunità limitrofe, soprattutto col quartiere povero, fra virgolette, che era fatto di servitori. Noi però siamo venuti via da quella parte e abbiamo scelto il quartiere aristocratico, perché a un tiro di schioppo da San Benedetto, dalla chiesa di San Nicola, eccoci qua, c'è la via Crociferi, che è la strada delle chiese dove le monache dall'altra parte producevano i biscotti della monaca senza uova. Quindi per una crispella di riso succulenta, fritta, lavorata come momento di purificazione, corrispondeva il modo parco di salvare le uova delle monache. E c'è una bellissima leggenda che riguarda la chiesa di San Benedetto, che è l'ultima in fondo, mi ci avvicino un po', quella dell'arco, leggenda che vede le monache ricevere in dono dalle fanciulle che andavano in sposa la notte prima del matrimonio 100 uova. Ok? Queste uova, 100 uova, quindi tu ti dovevi sposare l'indomani, la notte prima andavi a consegnare davanti al portone delle monache 100 uova. Queste 100 uova, secondo la tradizione, dice qualcuno, che dovevano essere per fare sì che queste facessero biscotti e alimentare, anche se l'uovo ha il simbolo della fecondità, fertilità, eccetera, eccetera, per fare questi biscotti. Morale: le monache mettevano le uova in quelle che noi chiamiamo le brunie o burnie, enormi vasi di vetro con tutta il cotone idrofilo dentro.
ma i biscotti li continueranno a fare senza uova. Ah, ecco. Le uova se le sono conservate sempre, e i biscotti rimangono biscotti senza uova, quindi insomma diciamo che la raccontiamo, non li fanno più, cioè i biscotti della monaca rimangono in città, però non è più una prerogativa delle monache. Prerogativa delle monache invece è questo squarcio che adesso vi mostro appena esco dal sole, perché in questo momento questa parte della città è deserta, però è magnifica. Quindi Io guarda, finalmente dal mio schermo riesco a vederti dove sei e un po' ti invidio. Non ti invidio per il caldo, perché sicuramente a quest'ora le pietre parlano, come dicevi tu prima, ma anche riscaldano e quindi raccolgono tutto il calore del sole, quindi non ti invidio. Approfitto per salutare il nostro amico Tito Puleri, che dice è un piacere ascoltarvi. Grazie Tito, mi fa veramente onore questo tuo commento, ma soprattutto ascoltare la nostra amica Giussi che ci sta portando in giro per Catania, pur stando ognuno dentro casa nostra. Poi ci sono tanti cuoricini che ci stanno mandando, c'è la nostra amica Giulia che ci segue dagli Stati Uniti, ci sono Francesco Caravello che ci segue e dice buongiorno chef, buongiorno carissimo Francesco. E poi ci sono tantissimi altri pensieri. C'è anche Katiuska che ci scrive e ci dice siamo pronti a vivere il tour con i tuoi racconti. Ci piace! Perché Katiuska durante la trasmissione, quando c'è qualcosa che le piace, lo fa capire in tutti i modi, e anche con questo meraviglioso ci piace! Katiuska, tra un po' di cominciare ad imitare pure io. Allora, vedi, io qui sto terminando di friggere le nostre crispelle. Penso che adesso smetterò perché ho una voglia di assaggiarle che tu non puoi immaginare, perché io sono golosissima di dolci. Non lo so se si capisce, insomma, da qualcosa. E questo è uno dei miei dolci preferiti, forse perché me li ha sempre preparati con molto amore mia suocera, che saluto. Nel frattempo ho mia mamma al mare con i miei figli, allora io dovrei completare queste crispelle con del miele che io ho sciolto prima un po' a bagnomaria, è del miele di agrumi siciliano. Si può anche mangiare la crispella di riso aggiungendo, se non vi piace il miele, dello zucchero a velo, però io sono golosa di dolci, ma proprio lo zucchero a velo è una delle cose che non mi fa impazzire, e dato che queste le devo mangiare io, le devo cucinare, le devo preparare per come mi piacciono. Senti, io non vedo più la tua immagine, quindi non so dove sei giunta? Sono rimasta ferma qui, lo sai perché? Perché a parte che mi stavo deliziando ascoltandoti, e poi mi devi passare di nuovo la ricetta, perché io qua devo riuscire a farle in maniera diversa e senza la farina, ma poi perché qui c'è un fresco di paradiso, perché questa zona ventilata era la zona dove tutti i monaci passavano e spassavano. E poi ti devo raccontare una cosa che non posso trattenere per me. Io cerco di mettere a fuoco quest'arco, lo vedi? Allora, io in questo penso di sì, non posso vederlo direttamente, ma poi lo vedrò dallo schermo, ma Damiano mi dice di sì, che si vede. Perfetto. Questo è l'arco della Via dei Crociferi. In Via dei Crociferi sono tutte monache e monaci, e per non fare passare le monache e i monaci, cioè, oltre alle monache e i monaci, non fare passare nessuno in zona, misero su la leggenda che sotto quell'arco a mezzanotte passava al galoppo un cavallo senza testa. Addirittura. Sì, e la leggenda vuole che un maestro, un falegname, povero disgraziato, scommettendo con i suoi compari di pagare loro da bere per un anno intero, decise di vincere la scommessa e di piantare un chiodo a mezzanotte sopra l'arco. Per dire cosa? Che nonostante il cavallo arrivasse al galoppo, che lui l'aveva sfidato ed era riuscito a vincerlo. E allora i compari si dettero appuntamento alle prime luci dell'aurora per evitare che poi
per trovare il chiodo e per evitare che si sapesse che loro erano stati lì. E si dice che arrivarono all'aurora del giorno dopo fissato per la scommessa e trovarono appeso il chiodo del falegname e lui che ci penzolava sotto. Che è la storia, che spaventato dal cavallo che arrivava al galoppo, per non perdere la scommessa appese il chiodo con se stesso e la cravatta. Quindi quando provò a scendere dalla scala si impiccò. Morale, da quel momento in poi non passò più nessuno, ok? E i complotti che avvenivano presso questi palazzi che si trovavano nelle stradine varie che vedete alle mie spalle erano praticamente la prerogativa di questi spazi dell'aristocrazia che facevano parte proprio della sacralità di Catania. E vabbè, sai, la chiesa e il resto erano un tutt'uno ai tempi. Giussi, io penso che noi dovremmo fare un'altra puntata dedicata proprio alla storia della Sicilia, perché io in questo momento sto potendo soltanto ascoltarti, ma sono veramente incantata e vengo trascinata in un'altra dimensione dai tuoi racconti, quindi penso che come sono io che non sto potendo neanche vedere le immagini, posso immaginare invece i nostri amici che possono seguire tutto contemporaneamente, in quale mondo incantato tu li stai portando. Quindi penso che il nostro binomio chef guida possa essere un bel binomio da poter ripresentare i nostri amici, quindi ti romperò di nuovo le scatole e ti inviterò di nuovo nella mia trasmissione, spero che tu accetterai il mio invito. Voglio rinnovare l'invito a Catania, oggi pomeriggio alle 16 comincerà il tour Se i muri potessero parlare. Esatto, considera che noi le settimane prossime abbiamo altre passeggiate, quindi se qualcuno di voi ci vuole seguire o se Alessia ti fai sostituire, ci vieni a trovare, ci facciamo 2 passi in giro, ti faccio scoprire delle strane cose. Ma perché no? Senti, ne voglio approfittare per salutare Anna Maria Raineri e Lucia Iacono che ci hanno mandato a salutare e basta, e siamo qua. Brava, vedi, sei pure una buona assistente ai commenti. Aspetta che mi riprendo il computer in mano così posso leggere anche io questi commenti dei nostri amici. Lucia Iacono ci manda a dire vede, Lucia, tu sei sempre nel mio cuore, lo sai. Quindi c'è spazio anche per te quando tu sarai disponibile, magari potrai direttamente venire qui nella mia cucina e potremo farci una chiacchierata tra amiche e berci pure un bel bicchiere di vino. E quindi Anna Maria Ranieri ti saluta, ciao Giussi, e ti fa anche gli applausi. E veramente questa è stata penso una delle puntate più belle che io abbia realizzato proprio nella mia carriera, perché mi piace moltissimo poter essere mentre cucino delle pietanze con la mente in un altro posto, e quindi te ne sono veramente grata. Grazie a te. Io voglio semplicemente dire un'altra cosa riguardo all'associazione delle guide. Io so che tutte voi vi state mobilitando per cercare di rilanciare il turismo in ogni modo e quindi aiutare anche i piccoli borghi, e appunto ci sono moltissime iniziative. Io per esempio faccio parte di un'associazione turistica di Palazzolo e so che da adesso in poi tutti i venerdì chi volesse può prendere un pullman a Siracusa e raggiungere Palazzolo per poi trovare delle tue colleghe che descriveranno le bellezze del barocco. Ma penso che un'iniziativa come questa ci sarà anche in altri modi. Sì, devo dire, guarda che come anticipavo poco fa, un po' dappertutto i nostri colleghi hanno sposato la causa. Guarda, se ti dovessimo fare un discorso economico, lo sai, non andiamo neanche a quello. Niente, è solo l'orgoglio di sentirsi parte di quest'isola e di mostrare quello che di fatto noi siamo, la necessità di ricominciare in qualunque modo, qualunque sia la forma, di incontrare gli altri, di trasmettere un concetto di sicurezza, di fiducia nell'altro, con tutte le misure
del caso, perché anche quello fa parte di, e soprattutto il bisogno di sentirsi, anche se a distanza di sicurezza, uniti, anche se appunto sappiamo come. Quindi noi abbiamo adottato il motto ripartiamo, hashtag vieni con noi, e venite con tutti noi ovunque siate, da Palermo a Palazzo La Crede. È bellissima. Siracusa, l'area archeologica, non tocca a me, Lucia sa bene dirti come, trovate le mie colleghe lì ad aspettarvi per visitare l'area archeologica. Cercate una guida professionale, una guida autorizzata, perché non per altro, perché ci aiutate, perché vi aiutiamo, perché siamo onesti e coscienti nel racconto che vi facciamo. Quello lo voglio dire, giusto perché è giusto che sia. È vero, io di questo sono testimone, quindi abbraccio te e le tue colleghe in modo virtuale, ma con tanto affetto e con tanta stima. Io ti ringrazio per essere stata con me. Grazie a te. Dimmi. Poi ricordati che guida o chef è il capo, la guida è una cosa spirituale, un capo spirituale, quindi le due parole devono sempre andare assieme, perché insieme è meglio che da soli. E infatti, quindi io ti ringrazio e ringrazio te, ma ringrazio anche tutte le tue colleghe che sono al lavoro un po' in tutta Italia per rilanciare il turismo locale, quindi spero di rivederti presto, un abbraccio e in bocca al lupo e buon ripartiamo con tutto il cuore. Buon tour di oggi pomeriggio e divertitevi insieme alle nostre guide turistiche siciliane. Ciao Giusy, grazie ancora. Ti aspettiamo con tutto il cuore, un bacio a te Ale. Verrò Giusy, tranquilla. Cari amici di Io Compro Siciliano Chef, io condividerò con voi le ricette di oggi. Vi ricordo che abbiamo preparato la pasta che i masculini alla catanese e abbiamo anche preparato un dolce, perché sapete che sono super golosa e non riesco a rinunciare al dolce, soprattutto dopo pranzo. Tra l'altro questo dolce che vi ho proposto oggi è un dolce che può essere adattato un po' a tutte le tipologie delle diete che dovete seguire, sia gluten free che lactose free, quindi non avrete problemi a cambiare gli ingredienti per poterlo realizzare per tutti i vostri cari. Spero di avervi fatto compagnia anche oggi e di aver allietato il vostro pomeriggio. Vi ricordo l'appuntamento di oggi alle 18 con Francesco Caravello e poi domani alle 12 con il tour delle meraviglie. Vi abbraccio e spero che il vostro weekend sia sereno. Noi ci vediamo mercoledì all'interno di Aperitivo Social, in cui Francesco mi ospiterà ancora una volta. Ciao e buon weekend.